Sportivi siciliani di TVM Palermo, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siete sul canale 19 del Digitale Terrestre. Nella puntata del giovedì, come al solito, parleremo del campionato di promozione, ma anche del campionato di prima categoria. Ma attenzione, perché proprio oggi nella nostra trasmissione i primi 30 minuti saranno dedicati al turno infrasettimanale del campionato di Serie D che si è giocato proprio ieri. Pertanto subito il rullo con i risultati, la classifica, le immagini. Fanno adesso il loro ingresso in campo i 22 con i capitani in testa. Va Terranova, conclusione che Valenti devia in corner appena sotto la traversa. Ciotti riceve, poi Scavone lungo la linea laterale. Pallone in mezzo, Terranova svetta e c'è il gol della Vibonese. Arriva in ritardo la chiusura della diagonale del Licata, tutto solo Terranova, nulla ha potuto. Valenti, palla all'angolino, 25esimo minuto, cambia il risultato forse nel momento migliore dei giallo-blu. Il cross in mezzo, Tandara, e stavolta ci mette la manona Valenti, pallone che era diretto nel sacco. Gaeta, pallone che esce fuori. Non è girato assolutamente, è andato fuori dritto per dritto. Il cross, Abercon, anzi Carau, alza un campanile che non crea problemi a Del Bello. Baldan, poi Abercon in acrobazia per Rotulo, pallone filtrante per Minacori, Catenari a calcio di rigore, gran lavoro di Minacori, giallo per Orraita e il Licata al tramonto di questo primo tempo potrebbe riaprire la gara, raddrizzarla, la rincorsa, Calogero, Minacori, 1-1, gol numero 8 dell'attaccante Ravanusano che pareggia i conti proprio al termine della prima frazione con un tiro centrale. Si è buttato a destra Del Bello e questo è oro colato per il Licata al termine della prima frazione. Murgia, il pallone in aria di testa, la gran parata di Del Bello, era Orlando che aveva colpito verso il secondo palo. Sempre Murgia, stavolta gioca corto verso Rotulo, le finte, va al cross verso Minacori, la rimette in mezzo, pallone che arriva a Rotulo, altro intervento in due tempi. Terranova si allarga, il tiro, il palo sull'intervento di Valenti, poi Ciotti è stato deviato da Murgia, il tiro di Ciotti. Adesso Esposito, altra palla sulla destra, arriva il cross, Valenti la smanaccia, una serie di batti e ribatti e arriva il gol, ha segnato Ciotti. La difesa del Licata non è stata brava a liberare e quindi arriva il 2-1 della Vibonese. Ciotti cerca il fondo, cross che arriva in mezzo di testa, Tandara
E c'è il gol della Vibonese, il terzo gol ha segnato Esposito, ma azione che praticamente non ho visto perché nascosti dalle bandiere. Altro cross per Tandara che riceve il tiro, la parata di Perkons che si distende alla propria destra e manda in corner. Triplice fischio della signora Bianchi che mette fine alla contesa. La Vibonese vince con merito 3-1 al Saraceno contro il Licata. Era passata in vantaggio la formazione ospite con Terranova, pareggio di Minacori sul rigore, poi il vantaggio con Ciotti e terzo gol di Esposito per la Vibonese. L'ultima gara dell'anno è quella che sotto l'aspetto psicologico e mentale è quella che ha più insidie. Penso che comunque si è visto, classica partita sporca di Serie D, una partita dove abbiamo sicuramente giocato benissimo, però abbiamo interpretato la gara con squadra matura, con squadra che aveva l'obiettivo di portare a casa i 3 punti. Potevamo sfruttare qualche occasione meglio per fare gol il primo tempo, oltre l'ammonizione dubbia di Convitto, perché lì secondo me calcio di rigore, ha mosso la palla, sta calciando e poi viene atterrato. Un'altra occasione su asse di Convitto che Bollino è pronto a calciare in rete ed è stato anticipato all'ultimo secondo, più gol di Palermo, quindi diciamo che nel primo tempo abbiamo creato 3 situazioni più gol dove potevamo anche chiuderlo in doppio vantaggio senza subire mai il Sant'Agata. Il secondo tempo abbiamo un po' subito il Sant'Agata, abbiamo subito un tiro in porta alla distanza e uno che è uscito qualche metro fuori dal palo. Abbiamo avuto 2 occasioni per raddoppiare oltre alla traversa di Samachè, quindi diciamo una partita sporca, come è giusto che sia, perché è l'ultima prima delle feste, prima della pausa, però penso che l'abbiamo gestita da squadra matura, l'abbiamo portata a casa senza poi patire più di tanto. Sicuramente i numeri sono, come ho detto più volte, qualcosa di inconfutabile. 15 vittorie e 2 pareggi penso che sono dei numeri
stratosferici, dei numeri importantissimi, chiudiamo 5 punti in più del Catania dell'anno scorso, dei record, quindi questo la dice lunga. Però la cosa importante è che abbiamo passato, siamo usciti vittoriosi da un'altra tappa complicata, difficile, come dico sempre, come dice il buon Massimiliano, corto muso, la portiamo a casa, l'unica cosa che conta è questa, le chiacchiere poi le lasciamo agli altri. Sulla qualità del Sant'Agata penso che i dubbi sono pochi, è una squadra che ha una buona guida tecnica, è una squadra che ha un pensiero di gioco, che costruisce dal basso, che mette alta intensità, è una squadra che ha dimostrato che è riuscita più volte a ottenere risultati importanti attraverso la prestazione. Questo fa onore al Sant'Agata che continua come club il progetto che ogni anno ha sempre avuto e all'allenatore che riesce a far esprimere al meglio le squadre. Però sapevamo appunto che era difficile ed era complicato. Il Sant'Agata ha dimostrato anche in qualche altra partita importante contro squadre forti, a Reggio Calabria ha vinto, a Siracusa ha fatto una grande prestazione, contro Di Maio ha già fatto bene, quindi penso che dimostra il valore e soprattutto giocare fuori casa è sempre difficile e complicato, però ripeto, ognuno percorre la strada per il progetto. Il Sant'Agata ha un progetto che è quello del Trapani, è un progetto di crescita di giovani dove i dettagli da curare sono diversi. Noi abbiamo un obiettivo che è quello di fare 3 punti e io penso sempre che alla fine l'unica cosa che conta è quello e quindi il fine giustifica i mezzi. Ripeto, oggi la squadra ha fatto una buona gara sotto l'aspetto mentale, psicologico e della maturità, l'ha gestita, dovevamo portare a casa la vittoria, abbiamo fatto senza rischiare mai o quasi, potevamo forse chiuderla più in una maniera diversa, però va bene lo stesso, l'importante è fare punti e tornare a casa. Oggi è +7, poi domani giocheranno gli altri, però noi già siamo proiettati al panettone e alla cena con la società di domani, che è la cosa più importante. Ci è mancato qualcosina là davanti, probabilmente Alagna ha pagato un pochino la partita della domenica e non ha recuperato completamente, però posso dire che oggi sono orgoglioso di allenare questa squadra perché giochiamo a testa alta contro tutti, perché vedere il Trapani nel secondo tempo non uscire dalla loro metà campo tranne al 90° su 2 contropiedi, permettetemi di essere orgoglioso di questa squadra. Credo che noi non ci aspettavamo di poter costruire contro il Trapani 10 palle gol, sapevamo. Quello che eravamo consapevoli era di fare la partita, di portarla noi la partita dove volevamo, e credo che nei 90 minuti l'abbiamo fatto perché i ragazzi sono stati molto bravi e pazienti a costruire da dietro, a cercare quegli spazi che studiando loro ci potevano lasciare e che ci hanno lasciato. È chiaro che poi avendo una squadra molto giovane come la nostra concedi perché a volte anziché magari tenere la palla la giochi di prima e c'è l'errore perché il giovane spesso e volentieri accelera le situazioni ed è un percorso di crescita. Però oggi credo che abbiamo fatto forse una delle partite più belle di fronte a una squadra che vincerà sicuramente il campionato. Noi sappiamo che non possiamo competere col Trapani, però è anche vero che su 10 partite uno a Sant'Agata la può vincere contro il Trapani. Io ai ragazzi ho detto che stamattina avremo 2 o 3 situazioni da gol. Io penso che il primo tempo è un primo tempo giocato alla pari, dove non abbiamo concesso nulla e loro hanno concesso pochissimo a noi, anche se negli ultimi 20 o 30 metri un paio di volte non abbiamo avuto la lucidità di mettere quella palla a gol che poteva fargli male a loro. Poi posso invece dire che nel secondo tempo la mia squadra ha giocato, forse dovevamo avere ancora più pazienza, allargarli ancora un po' di più e soprattutto cercare di magari sugli esterni di sfruttare qualche volta la superiorità numerica. Quello che ci è mancato oggi è in qualche cross non abbiamo riempito molto l'area, questo sì. Però ribadisco, era la partita che avevamo preparato, era la partita che volevamo e l'abbiamo fatta. Il risultato oggi non ci dà ragione, però vi ribadisco che sono contento.
Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Una storica finale raggiunta dopo 24 anni. Se la giocherà il Paternò il 17 gennaio a Barcellona Pozzo di Gotto contro la sorprendente super giovane Castelbuono che ha fatto fuori seccamente il Mazzara. Per avere la meglio sul Modica invece alla Falcone Borsellino è servito un 11 rossazzurro autoritario a cavallo dei due tempi e soprattutto nella ripresa dopo l'alternanza di emozioni che nel primo tempo ha spostato da un lato all'altro i destini della qualificazione nell'arco di 10 minuti. L'1-1 dell'andata dava un pizzico di margine di vantaggio al Paternò, oggi guidato in panca da Pino Truglio causa squalifica di Filippo Raciti. Un micidiale 1-2, poi il Modica che reagisce e fa due pari, quindi i colpi del KO assestati con un rigore pure fallito per prenotare la finalissima del Memorial Orazio Siino. La concentrazione resta massima sul campionato. Al Giro di Boa una lotta punto a punto con Lenna, mentre il Modica è rimasto distaccato ma non troppo dalla corsa. Ma alla Coppa si dovrà pensare quasi nell'immediato alla ripresa dei giochi per poi chissà magari scalare la vetta nazionale che pur con una strada lunghissima qualcosa di importante in palio la mette, cioè la promozione in D se vinta. Botta e risposta in termini di occasioni in avvio, poi il clou. Al minuto 20 uno degli ultimi arrivati, Giuseppe Grasso, porge a Maimone una palla che morbidamente prende la strada di un diagonale velenoso per Marino e scatena l'entusiasmo di squadra e pubblico per piantare una bandierina qualificatoria, ma che come sempre nelle competizioni parallele al campionato mai basta. E allora 2 minuti per affondare i colpi e piantarne un'altra. Maimone per Floro Valenca e da questi a Grasso, che è il lavoro dei centrocampisti con passo progressivo e destro sotto la traversa imprendibile da spellarsi le mani. 2-0 Paternò a metà tempo. Poi che succede? Un po' le difese vacillano, un po' gli attaccanti giganteggiano. Il Modica risorge al 32esimo nel segno di Azzara che prima trafigge l'incolpevole Romano con azione solitaria e poi esalta qualche responsabilità di troppo del numero 1 Etneo quando riprende una incerta respinta sul tiro di Cacciola da fuori e fa 2-2 al 38esimo. Incredibili gli sviluppi di una partita che adesso premia gli Iblei in tema di passaggio in finale, ma subito avanti tutta padroni di casa e il Paternò è bravo a riprendersi in mano l'obiettivo a 4 dall'intervallo. Punizione di Maimone, il Modica in difesa non c'è proprio, Belluso ringrazia e la accompagna sotto la traversa per un 3-2 che probabilmente non si sarebbe atteso nessuno, almeno sul fronte dello spettacolo. Che il Paternò sia più reattivo degli avversari e galvanizzato lo dimostra Maimone che ha la meglio su un avversario per poi servire Grasso. A campo aperto c'è Belluso e poi di nuovo Maimone e Grasso, troppa ricerca di passaggi e sfuma il poker. E ancora Greco per Panarello a destra, palla in mezzo, Belluso con un attimo di ritardo non sfonda proprio sul duplice fischio. Risultato in bilico, ma la ripresa non lascia spazio a perplessità. Il Paternò è autoritario, gioca a una porta, Belluso vuole la doppietta e ci riesce quasi sul lancio per direttissima di Romano. Poi cross di Asero e Panarello va vicino a uno storico gol. Il Modica si salva sulla linea e si salva ulteriormente quando, concesso un rigore per questo scontro tra Asero e Incatasciato, Belluso cerca più la potenza che la centratura, lasciando ancora tutto tremendamente in bilico. Cioè il risultato è solo quello che al 14esimo cambia e ufficializza le valigie rossazzurre verso il Dal Contres. Punizione di Maimone, il Modica respinge balbettando, Grasso la rimette in zona gol dove Asero, freddo e concentrato col piattone, fa 4-2.
A Belluso evidentemente il destino del mercoledì era nel segnare solo un gol e di testa su assist di Maimone. Non esagera il parziale, mentre il Romano dall'altra parte si prende una rivincita, neutralizzando questo tiro da fuori di Palermo e mette il punto esclamativo a una vittoria che profuma di finalissima. Il Paternò ci sarà e a metà gennaio punterà alla Coppa Italia regionale, allineando gli obiettivi al campionato e a quel primo posto che è sempre lì, a portatissima di mano. Ho, ho, ho! Merry Christmas! La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. I primi 30 minuti della nostra trasmissione sono stati dedicati interamente al turno infrasettimanale del campionato di Serie D che si è giocato proprio ieri. Adesso voltiamo pagina perché subito diamo i risultati dei 4 gironi del campionato di promozione e partiamo con il girone A. Si è giocata l'ultima giornata di andata, subito il tabellino dei risultati di domenica. Cus Palermo Camarat 2-2, Parmonval batte Alba Alcamo 1928 2-1, Bagheria Calcio 1919 batte i Carenze 4-0, Città di San Vito Lo Capo batte Casteltermini 3-2, Marsala batte Giardinellese 2-1, Partinica Audace batte Empedoclina 2-0, Gemini Calcio batte San Giorgio Piana 1-0. Sconfitta non certamente inaspettata per il San Giorgio Piana ad opera del Gemini Calcio. Il San Giorgio Piana in questa maniera perde la vetta solitaria perché viene raggiunta al primo posto dal Città di San Vito Lo Capo. Eccola qua la classifica: San Giorgio Piana e Città di San Vito Lo Capo 28 punti, 23 Parmonval, 22 Gemini Calcio, 21 punti per il Marsala, con 20 il Cus Palermo, 19 punti Alba Alcamo 1928, 17 Camarat, 15 punti per il Casteltermini ed il Partinica Audace, 12 punti Empedoclina, 8 punti Giardinellese, 0 punti per l'Iccarenze. Appassionati di calcio, il più cordiale buon pomeriggio dal Nino Lombardangotta di Marsala per teletrasmettervi l'incontro di calcio valevole per la 13ª giornata del campionato di promozione che questo pomeriggio vedrà di fronte il Football Club Marsala e la Giardellinese. Iniziato il match tra Marsala e Giardinellese con gli azzurri che attaccano da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Il tiro dalla distanza e inaspettatamente la Giardinellese passa in vantaggio. Barbera fuori porta, ha segnato il numero 9 Randazzo, abbracciato dai suoi compagni. Cala il gelo al Nino Lombardangotta.
È tutto pronto per la battuta di questo ennesimo corner. Pallone al centro, il colpo di testa, schiacciato a terra. E poi il pallone si alza. Il pallone sul primo palo, il colpo di testa e il gol. Genesio la mette dentro. Il capitano di Testa sugli sviluppi di questo calcio di punizione. La mette dentro di testa, bravissimo. Landa, indietro per Celestra. È un brutto fallo adesso del numero 11 De Luca, che già era ammonito, e arriva l'espulsione con l'approvazione del pubblico. Il fischio, pallone scodellato al centro, controllato male il tiro e di piazza si trova il pallone tra le mani. Marsala, i tifosi spingono il pallone dentro la porta con questo tiro che illude il gol. Ancora un pallone filtrante all'interno, il tiro e il pallone in rete. Il Marsala si porta in vantaggio. La rete di Taormina, ancora Taormina come a San Vito, in delirio il pubblico. Vito Bono, il tiro deviato e si salva di piazza in corner. E arriva il triplice fischio, tutto il pubblico in piedi ad applaudire, festante, gli azzurri che portano a casa questa vittoria, una vittoria importantissima. E dunque il finale, Marsala batte Giardinellese con il risultato di 2-1. Proseguiamo il nostro percorso nel campionato di promozione, adesso è la volta del girone B. Importante vittoria esterna per il Città di Mistretta, con questa vittoria vola al primo posto insieme al Rosmarino. Ma guardiamo i risultati di domenica. Atletico Messina batte Aluntina 3-1, Lascari Cefalù batte Sant'Angiolese 1-0, Valle del Mela Calcio batte Nuova Azzurra Fenice 1-0, Nuova Rinascita batte Aquila 2-1, Promende Calcio batte Gioiosa 4-0, Città di Mistretta batte San Fratello 4-1, Città di Galati batte Rosmarino 4-2. Guardiamo adesso la classifica, Città di Mistretta che vola al primo posto insieme al Rosmarino. Le due squadre sono in testa con 27 punti, con 26 Gioiosa, 22 Aquila e Nuova Rinascita, 20 punti Città di Galati, con 19 Lascari Cefalù, 16 punti Valle del Mela Calcio, 15 punti Promende Calcio, con 14 Aluntina e San Fratello, 13 punti Atletico Messina, 11 punti Sant'Angiolese, chiude la classifica la Nuova Azzurra Fenice con 8 punti. Con una prova di forza il Città di Mistretta batte a domicilio il San Fratello, aggancia in testa al campionato il Rosmarino, ma per gli scontri diretti a favore si laurea campione d'inverno proprio nell'ultima gara del girone di andata. I biancoazzurri, trascinati dal solito incontenibile Bomber Santo Salerno, infilano la terza vittoria di fila e chiudono col botto il 2023. Grazie alle immagini forniteci da Davide D'Amico vediamo i gol che hanno deciso la sfida, con il Mistretta che la sblocca alla fine del primo tempo quando il signor Mirabile di Palermo concede calcio di rigore, e con Salerno che dal dischetto non sbaglia portando in vantaggio i biancoazzurri. Nella ripresa dopo 3 minuti gli amastratini trovano il gol del raddoppio, ancora con Salerno che con una dubbia azione entra in aria, si porta il pallone sul destro indirizzandolo all'angolino dove l'estremo nero-verde non può arrivare per la rete che vale il 2-0 e la sua doppietta personale. Passano 10 minuti e arriva anche il tris ad opera di Di Giovanni che di testa mette alle spalle del portiere la sua seconda rete del campionato. Il San Fratello
trova comunque la rete della bandiera al minuto 63 grazie a Giadama che da pochi passi deve solo spingere in rete la ribattuta di Faillaci, firmando così il gol dell'1-3 che gli vale come secondo centro stagionale. Ma nel finale di match il Mistretta cala il poker quando al minuto 81 Salerno raccoglie un servizio dalla destra e davanti al portiere non sbaglia il gol del 4-1 della sua tripletta di giornata e che gli vale come 16° sigillo in campionato. Con questo successo il Città di Mistretta si porta in testa al girone B di promozione, mentre il San Fratello rimane fermo a 14 all'11° posto e con una lunghezza di vantaggio sulla zona play-out. Merry Christmas! E veniamo adesso all'interessantissimo girone C del campionato di promozione. Continua a vincere il Real Aci che consolida la sua prima posizione in classifica. Eccoli qui i risultati delle partite di domenica. Aci e Galatea, Belpasso FC 2014 1-1. Caggi Valdinisi Calcio 0-0. Nicosia batte Città di Aci Catena 2-0. Santa Domenica Vittoria batte Città di Calatabbiano 5-0. Real Aci batte Sant'Alessio 1-0. Real Suttano Villarosa 0-0. Città di Aci Sant'Antonio batte RSC Riposto 1-0. Real Aci solitario al primo posto nel girone C, eccola qua la classifica, la squadra di Manca al primo posto con 32 punti, con 30 il Nicosia, 28 punti Città di Aci Sant'Antonio, 26 RSC Riposto, 21 punti Belpasso FC 2014, 19 Aci e Galatea, con 16 Valdinisi, Villarosa e Sant'Alessio, 13 punti Real Suttano, 12 Santa Domenica Vittoria, 7 punti Città di Calatabbiano, 6 punti per il Caggi, chiude la classifica il Città di Aci Catena con 5 punti. Siamo al Giro di Boa e l'ultima sfida prima delle feste natalizie che chiude il girone d'andata. Per concludere arriva una grande avversaria, l'Aci Sant'Antonio, già eliminato nell'ultimo turno di Coppa Italia per una sfida d'alta classifica e dall'alto tasso agonistico. Campo Luigi Averna di Riposto è il match numero 13 del campionato di promozione, tante assenze per Mister Di Maria che schiera i suoi con un 4-3-3 ricco di novità rispetto all'ultima casalinga. Il primo brivido arriva dopo un minuto ed è di Marca Aci Sant'Antonio, azione d'angolo dalla sinistra, pallone respinto, c'è D'Amico che la rimette al centro, traiettoria strana che costringe Gangi alla super parata. Passano 40 lunghi minuti di vuoto al 41esimo, punizione di Gallo che calcia debole, errore di Gangi che non trattiene la sfera. Ed è 0-1, vantaggio ospite nel finale e prima frazione che termina così. Nella ripresa prova a rispondere la RSC con foga, Pappalardo lancia in avanti, spizzica Palazzolo per Fisichella, subito nello spazio per Castorina che brucia Moschella in velocità, ma davanti al portiere non inquadra lo specchio. Più avanti ci prova allora Palazzolo su punizione, destro del numero 21 che termina alto sopra la traversa. Prova a metterci il cuore la Russo, scodellata di Martinez al centro, Salemi di testa la toglie a Pappalardo alle sue spalle. Nel finale ancora Martinez alla battuta, pallone per Platania che prova la botta col mancino, bravo Moschella a chiudere. Ultima chance clamorosa, 95esimo, Palazzolo per Fisichella che calcia a botta sicura ma tiro incredibilmente respinto. E sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida. Triplice fischio al Luigi Averna di Riposto, cade la RSC che tornerà in campo dopo la sosta contro la Valdinisi.
13ª ed ultima giornata del girone d'andata, il Rialaci di scena allo stadio Arturo Mastroeni a caccia della sesta vittoria filata della permanenza in testa alla classifica per affrontare il Sant'Alessio, una squadra che sta disputando un ottimo campionato e che ha perso una sola partita negli ultimi 7 incontri. Dopo un quarto d'ora di studio sono il Granata a farsi vedere per primi in attacco. Meli riceve da Lopez, allunga sulla stessa fascia per Manca, vede il movimento di Carbonaro e lo serve. Carbonaro 1-2 con Manca col sinistro, risponde presente da Vasco. Dalla bandierina va Strano che batte basso, velo di Mongelli, colpisce Emanuele, poi sottoporta Manca che realizza, ma è tutto fermo per fuorigioco dell'attaccante. 42esimo, Lopez serve Meri sulla destra, pronto ad andare al lancio, intercetta Ardizzone, poi Meri e Lopez non si capiscono, ne approfitta Ardizzone che verticalizza per Missale, il mancino, respinge Buallegue e poi allontana Meli. Acesi nuovamente minacciosi sul corner, angolo di Strano, testa di De Leonardis, palla alta sopra la traversa. Passano i minuti ma aumenta il forcing Granata. Foti temporeggia, poi serve Strano di prima intenzione verso Carbonaro, palla sporcata, Carbonaro col sinistro, respinge Ravasco. Buona opportunità per il Real. 65esimo, corner di Strano, ancora corto, stavolta al limite, per le mura col mancino, insidioso ma di poco a lato. Le mura all'interno del cerchio di centrocampo, smissa a sinistra dove c'è De Emanuele, si sovrappone Cucuccio. De Emanuele prova l'azione personale, si accentra, il cross per Carbonaro con la punta, si salva ancora Ravasco. Ancora De Emanuele a sinistra, all'indietro per Cucuccio, si fa vedere Strano, riceve, Strano la mette in mezzo, colpo di destra di Terdonato, palo clamoroso e poi Ravasco blocca. Il rischio pazzesco per il Sant'Alessio. 7 minuti alla fine, punizione affidata a Strano sul secondo palo dove c'è De Leonardis, il controllo De Leonardis, il tocco morbido, il Rialace in vantaggio all'83esimo, il quarto gol di Francesco De Leonardis, non segnava dal 21 di ottobre il match contro l'Aci Galatea. Questo è un gol pesantissimo, cade il fortino del Sant'Alessio. Padrone di casa che provano ad agire, qui la Torre però mette in difficoltà Crupi che alza un campanile. La mette giù bene Carbonaro che serve subito Mongelli prova ad entrare in aria, steso al limite da Crupi, calcio di punizione per i Rialaci. Sul punto di battuta va De Emanuele, ci prova dal limite, sfiora la traversa. Sant'Alessio completamente sbilanciato in avanti, si aprono gli spazi del contropiede per il Real. Strano verticalizza per Carbonaro che entra in aria, uno sguardo in mezzo, il suggerimento per De Leonardis col destro, ci mette i pugni Ravasco. Un successo di misura di capitale importanza e sofferto per i Rialaci che conquista 3 punti d'oro contro un avversario molto ostico. Una prestazione meno brillante rispetto alle ultime uscite, ma che ha evidenziato lo spirito di gruppo e la voglia di cercare la vittoria fino alla fine, anche in una giornata che sembrava davvero storta. E chiudiamo il tabellino per quanto riguarda il campionato di promozione presentando il girone D. Anche qui ultima giornata del girone di andata, questi risultati: Pro Ragusa batte Mascalucia San Pio X 3-1, Megara 1908 Vizzini Calcio 0-0, Scicli Mister Bianco Calcio 1-1, Villaggio Sant'Agata batte Virtus Ispica 2020 4-0, Vittoria batte Priolo Gargallo 4-0, Città di Avola 2020 batte Città di Canicattini 3-0 ed infine SC Palazzolo batte Frigentini 1-0. Vittoria Calcio, campione d'inverno in questo girone D del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. La squadra ragusana al primo posto con 33 punti, con 32 Città di Avola 2020, 27 Priolo Gargallo, 26 Vizzini Calcio, con 22 il Megara 1908, 21 punti Frigentini ed SC Palazzolo, 18 Mister Bianco Calcio, 17 Ragusa Calcio, 17 Pro Ragusa, con 12 Scicli, 9 punti Villaggio Sant'Agata, 8 punti per il Città di Canicattini, Mascalucia San Pio X. Chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con 0 punti. La cinquina di Canicattini e la sconfitta in quel di Vizzini del Città di Avola hanno determinato il sorpasso in vetta alla classifica del Vittoria, che oggi con altri 3 punti festeggerebbe il titolo d'inverno. Al Gianni Cosimo l'11 di Danilo Rufini ospita il Priolo Gargallo, terzo in classifica e distante solo 3 punti dai biancorossi, un'altra sfida importante che chiuderebbe il girone d'andata e il 2023 nel migliore dei modi.
Rufini sceglie Leuci in porta, Ardes e Diop ai lati di Pettinato e Capitan Sferrazza, Barbieri in mezzo al campo coadiuvato da Leggio, Pipo, Santana e De Vivo, in avanti Morra e Cannarozzi, duo d'attacco. Dirige la sfida Gabriele Salvatore Lisi Nicchia di Agrigento, assistito da Antonio Spanò e Salvatore Totaro, entrambi di Messina. Inizia la partita al 16ª occasione vittoria con la punizione di Morra che termina di poco sul fondo. Minuto 18, ancora un tentativo da fermo, la punizione a 2 in area trova Diop che tocca per De Vivo, pallone in rete. Al 18º si sblocca il risultato, il Vittoria in vantaggio, reazione da parte del Priolo Gargallo, cross dalla destra di Carastro, Bonaccorso gira in bocca a Leuci, il Vittoria spinge Morra dentro, il cross dalla destra si impenna, favorisce la conclusione di Leggio che calcia a botta sicura ma c'è la respinta di D'Alessio. Priolo Gargallo che chiude in avanti il primo tempo, cerca la Delfa dalla distanza ma termina soltanto sul fondo il suo tentativo. Inizia la ripresa, ospiti subito in avanti a cercare il gol del possibile pareggio, cross sul secondo palo per Fruci che colpisce, parata in 2 tempi di Leuci ma gli ospiti protestano convinti che il pallone abbia oltrepassato la linea. Minuto 55, cross dalla sinistra di Ardes, sul secondo palo De Vivo recupera la sfera dentro da Cannarozzi che di testa colpisce e trova il gol del 2-0, una rete pesante quella di Cannarozzi che mette la partita in discesa per il Vittoria. 58esimo, rimessa lunga di De Vivo per Morra che fa da sponda, Cannarozzi colpisce da buona posizione ma manda sul fondo, entra Diaù, fuori Santana. Minuto 67, sostituzione, entra Russo per Cannarozzi. Minuto 78, ancora un contropiede del Vittoria che adesso alle praterie, situazione di 3 contro 2, cerca di difendere il Priolo Gargallo come può ma non riesce e allora va a capitolare. Il tris è quello del neoentrato Diaù, era entrato sul terreno di gioco, pensate un po', da 16 minuti. Minuto 82 entra Mititelu per Leggio, minuto 85 entra Cabrera per De Vivo, contropiede del Vittoria ancora guidato da Diaù, scatenato a sinistra, apre per Morra in area, salta Giardina, lo atterra, calcio di rigore. Questa è la scelta secondo il direttore di gara. Vittoria che ha l'occasione di trovare il poker, Morra dal dischetto non se la lascia sfuggire, incrocia e fa 4-0 in festa il Gianni Cosimo. Sostituzione per il Vittoria, entra Gravina, fuori Morra, standing ovation per lui e poi inizia la festa perché il Vittoria regola per 4-0 il Priolo Gargallo ed è campione d'inverno. Chiuso lo spazio dedicato al campionato di promozione, subito il rullo con i risultati, le classifiche e le immagini del campionato di prima categoria. La gara è iniziata bene subito, quindi chiaramente appena già sei dopo 10 minuti in vantaggio di 2-3 gol, chiaramente è molto più semplice. Devo dire, la squadra avversaria ci ha lasciato parecchi spazi, stavano pure alti come diciamo, linea difensiva, quindi noi ci hanno agevolato molto di più. Chiaramente sugli spazi ne sappiamo che abbiamo giocatori molto veloci, quindi è stata una partita dove io mi interessava più che altro l'approccio alla partita e quindi per me è andata positivamente perché l'approccio è stato positivo.
Dopo l'impresa di Villafranca, il Termevigliatore non concede sconti nemmeno alla Real Gescal, che in casa batte per 3-0, chiudendo al meglio il 2023 e in piena zona playoff. Al 21esimo Torre di testa trova però la decisiva parata di Billet. Un minuto dopo Siracusa, dagli sviluppi di corner, conclude di poco al lato. Al minuto 25 ancora Torre, ben servito in aria da Russo, calcia col sinistro non centrando lo specchio della porta. Quindi al 31esimo Yakubu raccoglie il lungo lancio di Fazio, ma trova ancora un super Billet a negargli la gioia del gol, mentre 60 secondi più tardi il diagonale di Torre sul servizio di Cardia si perde alla destra del portiere. Vantaggio che il Termevigliatore trova comunque al minuto 37, quando il signor Ciaffaglione vede un fallo in area su Yakubu e senza esitazioni indica il dischetto, con Torre che dagli 11 metri non sbaglia per l'1-0 a favore dei giallorossi e che gli vale come settimo centro in campionato. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match, con il Termevigliatore a fare la partita, e dopo un rigore invocato al minuto 50 per un presunto fallo di mano, i giallorossi costruiscono numerose altre occasioni da rete, ma devono fare conti con un super Billet che prima disinnesca il colpo di tacco ravvicinato di Torre, poi dice di no al diagonale di Yakubu al 56esimo ed infine mura in uscita il destro a colpo sicuro di Malan. Insiste la squadra giallorossa, al minuto 69 Yakubu serve in aria lo smarcato Torre, che a porta vuota però coglie in pieno la traversa. Il Real Gescal comunque non sta a guardare, tentando la via del pareggio con le conclusioni di Quintoni dalla distanza, ma l'estremo di casa Munafon non si fa sorprendere, quindi il neoentrato Siano col sinistro calcia di poco alto sulla traversa, mentre al minuto 74 ospiti che reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano di Rossello, sul quale il fischietto di Catania lascia giocare. Il direttore di gara non ha dubbi invece un minuto dopo, quando assegna su Malan il secondo penalty di giornata ai padroni di casa, e con il solito Torre che dal dischetto supera Billet col brivido per il 2-0 a favore del Termevigliatore, mentre per Torre doppietta personale, ottavo centro in campionato. Nonostante il doppio svantaggio, gli ospiti non si danno per vinti e così al minuto 80 solo una super parata in angolo di Munafon nega a Cocuzza la gioia del gol. Real Gescal che ci prova anche dal corner successivo, senza però centrare lo specchio della porta. Bersaglio che al 90esimo trova invece Cardia, che gira in rete l'angolo di Siracusa, facendo così Termevigliatore 3, Real Gescal 0, e per Cardia è anche la prima rete in maglia giallorossa. Con questo successo il Termevigliatore sale in classifica, quota 26 punti, e si conferma al quarto posto, mentre il Real Gescal rimane fermo a quota 8 in penultima posizione.
Si chiude qui la puntata del giovedì di Penalty, in onda qui sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana, anche se i campionati sono fermi. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. And the Christmas bells that ring are the clinging chimes of doom. Well, tonight, thank God it's them instead of you. Do they know it's Christmas time at all? Ho, ho, ho! Merry Christmas!